Contro la rovescia per il destino della CC. È attesa nei prossimi giorni la pronuncia del Tribunale di Pordenone sul concordato preventivo e sul tavolo si giocano tutte le carte, anzi sui tavoli. Mercoledì doppio incontro a Roma e a Venezia. Nella capitale, regioni e sindacati hanno incontrato i dirigenti del Ministero dello Sviluppo Economico. Il loro obiettivo? Tornare a far pressing sulle banche. Una richiesta fortissima fatta al Ministero e unanimemente di tutta l'attenzione possibile, e devo dire che abbiamo trovato una risposta positiva nei confronti delle banche. Oggi l'elemento delicato è proprio quello del credito. A Venezia, nel frattempo, la cordata di imprenditori interessata all'acquisto dello stabilimento zumellese si confrontava con Veneto Sviluppo, la finanziaria regionale che da tempo ha promesso di mettersi in gioco in questa partita. I fornitori sono rimasti qui ad un incontro con Veneto Sviluppo per trovare una giusta garanzia da parte della nostra finanziaria regionale che ovviamente ha già deciso di starci. Insomma, incontri tecnico-diplomatici che potrebbero portare buone nuove per la CC. Certo è che il tempo corre, ma investire su Mel è una scommessa dalla vincita certa. È un'azienda che veramente può riprendere, abbiamo una realtà straordinaria, non solo sotto l'aspetto storico, ma oggi questa è un'azienda che ha sempre pagato debiti di altri, ha sempre pagato i debiti di quelle che erano le consorelle in altri stati che avevano un livello di produttività inferiore al nostro. I lavoratori sono disposti, come sempre, a fare dei sacrifici ulteriori e a dimostrare l'attaccamento all'azienda e abbiamo bisogno che le banche ci credano.